Agevolazioni in pillole del 18 giugno 2025. Anche questa settimana vediamo assieme quelle che sono le novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo facendo il punto della situazione sul credito d'imposta transizione 5.0. L'assorbimento delle ultime settimane è di circa 8 milioni di euro al giorno, quindi un assorbimento molto importante che non consentirà comunque di arrivare ai 6 miliardi di euro previsti per fine anno. I fondi prenotati al 14 giugno 2025 in complesso erano 1 miliardo 138 milioni, quindi il 18,26%. Sarebbe naturalmente necessario maggior tempo per poter assorbire tutti i fondi messi a disposizione, ma su questo purtroppo non ci sono notizie positive, quindi a quanto pare la scadenza rimarrà quella originale del 31/12/2025. Quindi l'invito per le aziende è quello di cercare di approfittare quanto più possibile di questa norma e quindi avviare al più presto la pratica per la richiesta di questo credito d'imposta. Nuovo obbligo di prenotazione per il credito d'imposta Industria 4.0. Come abbiamo già anticipato, è stato introdotto un nuovo obbligo di prenotazione per il 4.0 e è stato pubblicato ieri il decreto direttoriale che fissa l'apertura dello sportello il 17 giugno 2025. Ripassiamo brevemente quello che è il processo di prenotazione. Si inizia con una comunicazione preventiva a carico delle imprese che devono trasmettere una comunicazione dove indicano gli investimenti previsti, il relativo credito d'imposta, tenendo conto che l'ordine cronologico di invio di questa domanda determina la priorità della prenotazione delle risorse. Ricordo anche che il budget fissato per il 2025, il tetto massimo di spesa per il 2025 è di 2,2 miliardi e quindi questo ordine cronologico è particolarmente importante. Entro 30 giorni occorre mandare un'ulteriore comunicazione di conferma dell'acconto dove appunto l'impresa invia questa seconda comunicazione e attesta il pagamento di almeno il 20% del costo dell'investimento. La procedura si conclude poi con una comunicazione di completamento che viene effettuata al termine degli investimenti. Abbiamo aggiornato il servizio di monitoraggio del de minimis ed abbiamo introdotto la possibilità di avere un alert tramite email per le variazioni che vengono apportate all'RNA, al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sia per quanto riguarda il de minimis che per quanto riguarda gli aiuti di Stato. Quindi ad ogni modifica che verrà apportata al registro riceverete una email di alert. Questo è ovviamente molto utile nel momento in cui si desidera tenere sotto controllo il de minimis e tenere sotto controllo tutte quelle che sono le agevolazioni caricate nel registro. Contributo a fondo perduto del 40% per le aziende che aderiscono alle CER nei comuni sotto i 50.000 abitanti. Come abbiamo già annunciato, è stato firmato il decreto che modifica la disciplina degli incentivi per le comunità energetiche e che aumenta in maniera significativa il perimetro territoriale delle aree ammesse, quindi delle aziende ammesse a questo fondo perduto. In particolare è stato alzato da 5.000 abitanti a 50.000 abitanti la dimensione dei comuni che possono essere ammessi, quindi le aziende che sono nei comuni con meno di 50.000 abitanti possono accedere a questo contributo a fondo perduto del 40%. Occorre ricordare che la scadenza di questa norma è il 30 novembre 2025, quindi anche in questo caso, nel caso doveste avere intenzione di partecipare a questo bando, occorre attivarsi al più presto. Veneto, incentivi per efficienza energetica e rinnovabili. Sono state apportate importanti novità al Fondo Energia della Regione Veneto, che viene aggiornato con i seguenti miglioramenti. È stato ridotto da 10 a 5 anni la durata del diritto di godimento dell'edificio nel quale viene effettuato l'intervento. Per l'intervento B2 non è più necessaria la sostituzione del generatore di calore o del generatore di freddo e l'importo massimo ammissibile sale a 1 milione di euro. Con queste novità dovrebbe essere ancora più semplice accedere a questo importante incentivo, che ricordo riguarda anche gli involucri edilizi, quindi è particolarmente interessante da questo punto di vista qui, e riguarda anche l'efficientamento energetico attraverso appunto l'installazione di fonti rinnovabili. Lombardia, fondo perduto per le strutture ricettive. La Regione Lombardia ha pubblicato una misura che promuove gli investimenti nelle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative. In particolare sono state individuate 2 linee di intervento, una relativa alle riqualificazioni delle strutture ricettive e l'altra
relativa alla realizzazione di nuove strutture ricettive. Manca ancora la data di apertura, ma l'invito è quello di predisporre al più presto la documentazione necessaria per poter essere pronti nel momento in cui verrà attivato il bando. Pordenone Udine, voucher transizione digitale ed energetica. La Camera di Commercio di Pordenone e Udine ha lanciato un bando per le PMI delle province interessate che prevede un fondo perduto fino al 70% sulle spese ammissibili. Si tratta di voucher da 5.000 euro o da 10.000 euro per supportare le aziende nell'adozione di tecnologie digitali 4.0 e 5.0 e nell'efficientamento energetico. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividere con chi ritenete possa essere interessato. Per approfondimenti e assistenza alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.